Pronti? 1, 2, 3. Buono il segnale, l'errore di Bora La Torre, mentre Numero si 4 avvantaggia Bora La Torre, squalificato. Attalo che respinge Drum. Numero Anche 1 Dream Matto ha Dream sbagliato. Matto, squalificato. E così sulla curva Attalo, il Numero favorito, 7 Barolo conduce nei Griff, confronti squalificato. di Drum, che si è sistemato subito in scia, mentre è stato squalificato anche Barolo Griff. In terza posizione rimane rimane il numero 9 Venanzo Jet, Numero davanti 2 a Attalo, Abramo Petra. La squalificato. squalifica intanto anche per il leader e favorito Attalo, che sbaglia davanti alle tribune e quindi si estromette a sua volta, e rimane così al comando Drum nei confronti di Venanzo Jet, mentre con il numero 12 fa un gran volo Cindy Model Roberto Vecchione, che ha Numero 13 subito Caravaggio Griff, anche Caravaggio squalificato. Griff squalificato. Dicevamo Cindy Model e Roberto Vecchione, che ha subito intravisto Numero le 11 possibilità Destasi di Clemar, andare a sfilare, squalificato. e non se l'è fatto ripetere due volte, è andato sulla testa per passare in vantaggio. Cindy Model dunque in testa su Drum, Venanzo Jet in terza posizione, poi Abramo Petra, via via gli altri. Sono rimasti praticamente in 6 all'avanguardia dei 12 iniziali. E intanto il chilometro se ne va in 1:18,8, preso dallo start. Cindy Model, ricordiamo, partiva 20 metri più indietro e ora conduce su Drum e Venanzo Jet. La quarta posizione per Abramo Petra. All'esterno sposta a questo punto Birba Piz, mentre in coda rimane Becky Black Dante, gli altri pressoché fuori corsa o squalificati. Cavalli che cominciano ora ad accelerare sensibilmente. C'è un parziale ora in 15:1, poi un 15:2 per la leader Cindy Model, che si trascina sempre Drum, Venanzo Jet e Abramo Petral. All'esterno invece Birba Piz cerca di progredire a 400 dalla conclusione, quando c'è un 14:4 di parziale per la battistrada Cindy Model, che cerca di prendere vantaggio da Drum. Cindy Model e Drum, Birba Piz percorsi esterni, poi Venanzo Jet, completamento della curva, ingresso in addirittura d'arrivo. Cindy Model spara ancora un 14:6, ma Drum è rimasto lì e prova l'open stretch. Cindy Model ancora energie però nel finale per concludere bene bene davanti allo stesso Drum. Terzo posto per probabilmente Birba Piz su Venanzo Jet, anche se i due sono vicinissimi e bisognerà ricorrere alla fotografia per il terzo posto. La vittoria invece per Cindy Model Roberto Vecchione, che sfrutta le eventualità di corsa che gli si sono presentate, le circostanze di corsa che gli si sono presentate, e sfila in 600 metri dal secondo nastro per poi emergere ancora nettamente su un valido Drum, mentre andiamo a vedere per il terzo posto è probabilmente Birba Piz che riesce a precedere Venanzo Jet, anche se i due sono vicini, e aspettiamo naturalmente la foto. Intanto la vittoria per Cindy Model, Roberto Vecchione, Giuseppe Trinchillo al training per conto della scuderia Cirigliana.